Amiche e amici, buon pomeriggio e ben trovati qui in diretta dal palazzetto Aquamor di Merate. Tra poco si va in scena con questa partita che vale per la 22esima giornata della Serie A2 Elite Girone A. Da parte di entrambe una certa aggressività, vediamo. Attenzione, la palla persa in occasionissima per Tato. Poi la smista, João Pedro. Tanto è entrato il numero 7, attenzione, la grande conclusione di Frigerio. Doppiato da Ozzy Garcia, si va da Caglio, attenzione Caglio. Esce Massafra, attenzione, ed è rosso per Massafra, incredibile. L'arbitro ha visto un tocco di mano. Dunque vediamo come si comporterà il secondo portiere. Intanto attenzione, palla gol. Palla che non viene sfruttata dal Sainz Milano. Il Verona è tutto racchiuso nella sua metà campo. Attenzione a Tato, grande conclusione. Qui il Sainz Milano non sta sfruttando bene l'uomo in più, perché potrebbe rendere il gioco più veloce. Attenzione alla palla per Caglio, gliel'ho chiamato in senso opposto. Stavo dicendo che il Sainz non sfruttava bene il momento, poi però si è aperto un pertugio e Daniele Caglio va a segnare il gol dell'1-0. Ripartiamo quindi con Iacobuzio. Palla per Caglio che si gira, Caglio la imbuca per Iacobuzio, palla fuori. Tanto Magrone lancia lungo, Volonteri che la perde, attenzione Luca Ianna, attenzione, la palla è lì e sulla linea salva Milani che punta l'uomo, lo salta, la mette in mezzo, attenzione Odi Garcia, ancora Milani, la palla poi viene salvata sulla linea, che prova a chiudere questo primo tempo in avanti, ma ora vediamo come sale bene Sainz Milano, attenzione il palo incredibile, parte di Garcia, la palla per Caglio, attenzione Caglio, la palla va fuori, Calabrese, attenzione, perde palla, Caglio, la palla per Odi Garcia, arriva il 2-0 del Sainz Milano, palla che passa sotto le gambe del portiere, il raddoppio del Sainz Milano con Osni Garcia. Riaprire un discorso che per il momento appare chiuso, attenzione Luca Ian, palla gol per Olimpia Verona, sul tabellone ancora da completare, attenzione perché la porta è sguarnita, attenzione, salvataggio di Tato che lancia verso Tato che la domestica, attenzione Renan, la parata incredibile, Tato la palla, attenzione per Tato, renderebbe l'ultimo momento, attenzione grande parata di Volonteri qui sul destro da fuori di João Pedro, bravo il portiere del Sainz Milano e poi ancora lui, perché ormai è finita, eccola qua la sirena, il fischio finale, Sainz Milano 2, Olimpia Verona 0, e questo il risultato conclusivo del match. Il risultato che permette alla squadra di Daniele Saudi di andare a quota 18 punti in classifica.